Salut a tutti, felici di ritrovare per una settimana nuova di Campa Qui, l'Anterce FM e rete sociali Facebook e Instagram e un scelto ruglione di umoriani con Gompulor questa settimana. Prima da per parlare di storia di Stabie e con Charles Colombani che noi vedremo nella comune di San Nicolao di Moriani. RCFM e Campa Qui. Qui siamo a paesolo di Radia che fa parte dal comune di Santo Nicolaio, è uno dei 7 borghi che compone Santo Nicolaio. Radia, Muccio, vicino che abbiamo visto, Fano, Castellana, Pedigrado e abbiamo parlato di Muccio già, dunque, e abbiamo ciò che li chiamavano, ciò che abbiamo sempre chiamato, ciò che è stato sempre chiamato Baulella e che ne abbiamo avuto per Moriani Plage. Con Bulengosi in onda, posto che quando morrata il cantone o a Bieve di un Morianico erano 5 paesi, Santa Lucia, San Giovanni, Santa Ribarada, Santo Nicolaio e Santa Maria Buccio, tutti i santi, la erede rimercata. E quando morrata questi paesi si parlava comunque a Bieve un Morianico. E quanto a me, i primi che sono giunti a proprietà di Arena, erano sicuramente mica i nostri paesani, che non hanno mica troppo tempo. Hanno detto che c'est la plage di Morianico e l'hanno chiamata Moriani Plage, ma infatti si tratta di Baulella. La storia nostra breve, come tutte le storie, fatta ai domi soprattutto. Prima di parlare di luoghi si parla di l'uomo che ci hanno campato, che l'hanno fatta, che hanno permesso di trasmettere ciò che noi abbiamo oggi sotto la luce, ciò che noi abbiamo come qui, una disgrazia perché un pugno abbandonato, allora abbandonato penso come tutti i pugni abbandonati in Corsica, per via che a un momento dato non c'è più stato nimo per intrattenere i casi, la gente hanno avuto aperte perché hanno bisogno di mangiare. E i nostri paesi non davano più a mangiare ai suoi figlioli per via che non c'era più abbastanza mani, avere ai 14 penso aveva fatto sparire un pochi ai forze dei paesi, questo tutto il mondo lo sa, e quelli che hanno potuto camparci, qualche volta hanno avuto aperte ai città, Bastia, Ajaccio, questi erano i più vicini, ma ci sono che hanno avuto a espropriarsi, e colonie, a Francia aveva sempre colonie, comunque gente che sono perduti. Un po' di questi sono rivenuti, comunque non ce le mica più a dire che tutto è negativo. C'è stato aperto positivo, posto che questi che sono rivenuti hanno permesso qualche volta di salvare i paesi. Ecco, dunque la storia è fatta di somme, di un tempo, allora un tempo che oggi i nostri giorni sono giorni felici, ma senza parlare di edagli, che la gente vanno negli ore, non faccio come le ore, no? Tanto c'era sicuramente più difficoltà a spiazzarsi. E per questo che una strada come quella che parte a Gervione e che giunge in taglio di Solaccia, che lunga tutte, diremo in francese chiamiamo una cornice, comunque non so mica se esiste a parola in corso. Questa strada è un'importanza capitale perché permettia a tutti di potersi spiazzare senza toccare la piaggia che era come mosà, pericolosa perché c'erano le zanzare, che c'era la malaria. E poi non c'era nulla, comunque volavano solo i pastori in mesi in inverno per tenere qualche piccolo. Ecco, comunque, l'altra storia, la storia diremo con un grande H, qualche volta ci face sapere che un paesolo come Ubinzu di Santa Riparata ha visto tutta la sua popolazione srutta da un comandante o generale Ambert, mandato a Napoleone. I paesani hanno vietato le creature e si sono chiusi in suo paese, si sono difesi durante 2 o 3 giorni contro centinaia di uomini, hanno barso e hanno inteso, quelli che non sono mica stati dombi sono stati mandati a Uagno d'Ambrè. Ecco, la nostra storia è fatta di gioia, ma sicuramente mica tanto che oggi, e assai strasi, assai travaglio. Et demain, nous resterons sur la commune de San Nicolao di Moriani pour retrouver 2 jeunes commerçantes qui ont créé leur épicerie fine et atelier de transformation donc à Moriani en plaine. Il s'agit de Fiona Antomori et Marion Moratti qui sont avec nous pour notre deuxième jour des Campa Qui dans le Moriani Campuloro. A domani, ringraziapi. RCFM e Campa Qui.